fare qualcosa per tante famiglie a Gaza. La lettera l'aveva consegnata a mano al ministro degli esteri Antonio Tajani in occasione della festa cittadina di Forza Italia a Padova con l'intermediazione di Giampiero Avruscio, un appello urgente per portare in Italia un gruppo di persone bisognose di cure, la più piccola di soli 2 anni, per sottrarle ad una situazione diventata ormai insostenibile nella striscia di Gaza. A distanza di un mese le famiglie sono arrivate a bordo dei voli militari nel nostro paese. È una goccia nel mare dei bisogni, ma è un aiuto che fa bene al cuore. C'è una piccola soddisfazione, quella dell'arrivo qui a Padova di un gruppetto di bambini che verranno curati ed non è la prima volta, ma questa volta è proprio anche grazie a una lettera che lei ha consegnato di persona al Ministro degli Esteri proprio qui a Padova. È stata davvero una lettera molto importante perché è stato un lavoro insieme di un gruppo di associazioni sanitarie per Gaza, ma non solo. Dopo che abbiamo consegnato la lettera al ministro degli esteri, questi risultati. Sono arrivati una famiglia di 3 feriti, una mamma di 42 anni e la sua figlia di 18 e una di 8 anni. È una goccia perché servirebbe di più, però queste famiglie hanno trovato qui un'accoglienza sanitaria che è la prima cosa importante per loro. Certamente questa famiglia di 8 persone saranno ospitati qua a Padova, saranno curati dai nostri ospedali e saranno anche accolti già da associazioni che lavorano sul territorio in collaborazione con la prefettura, con il comune e con tante altre associazioni. Questi bambini che cosa hanno, di cosa hanno bisogno? Soprattutto che sono arrivati, gli ultimi sono arrivati ieri sera e la mamma ha una amputazione di 2 dita del mano sinistra e l'altra figlia 18 anni ha un'amputazione al ginocchio, cioè l'altro inferiore, e l'altra bimba di 8 anni ha 2 amputazioni bilaterali, cioè tutti e 2 arti, quindi hanno bisogno soprattutto dell'ecologia plastica, ecologia che per mettere in nesto delle protesi, non solo dal punto di vista sanitario, ma anche hanno bisogno davvero di assistenza psicologica e non solo. Quindi insomma dobbiamo fare tutti insieme qualcosa per questi bambini che davvero arrivano, non solo hanno le cicatrici di questa maledetta guerra che sta colpendo l'intera popolazione a Gaza, ma anche hanno bisogno di altre assistenze psicologica e non solo.